Rieccoci nell'altra parte della nostra trasmissione, un approfondimento molto interessante che facciamo supportati dall'FNP CISL e quindi qui con noi abbiamo il piacere di riavere Tina Cupani, grazie, segretaria generale FNP CISL del Veneto, e abbiamo anche il piacere di avere il dottor Francesco Peron, che è ricercatore, più volte è venuto qui, e quando c'è il dottor Peron con l'FNP CISL sappiamo che sono ricerche molto interessanti e approfondite. Questa in modo particolare è condotta con la collaborazione anche del dottor Stefano Dalbra Caputo, per cui giustamente bisogna menzionare chi ha partecipato a questa indagine. Allora, segretaria, spiegami ai nostri telespettatori perché la nostra regione e sotto quale profilo sembra muoversi con due andature diverse sotto certi profili e perché questo non è così positivo. Cosa tratta questa ricerca? È un po' la conformazione della nostra regione, quindi le aree montane o il Polesine, cioè le aree anche un po' meno densamente abitative. A noi approfondire questi temi e capire rispetto alla realtà che fotografiamo e interessa, perché dobbiamo anche programmare quella che è la nostra azione politica nel territorio, che sia nella relazione con i comuni, con i sindaci, per capire rispetto alle criticità quali sono le azioni politiche che noi possiamo suggerire, naturalmente in un contesto di relazione con i comuni, con i sindaci assieme alla CISL, perché sono attività politiche che noi svolgiamo in sinergia con la CISL del Veneto a livello di singolo comune, di singola realtà, però anche dall'altra parte dare indicazioni a noi come pensionati, con i nostri recapiti, con il nostro presidio nel territorio, come possiamo essere di aiuto alle persone anziane, ai cittadini che si rivolgono presso le nostre strutture e chiedere un appoggio, chiedere un supporto. Quindi conoscere, saper leggere il territorio per noi è importante per questo. Ci sono criticità delle aree montane, ci sono criticità nelle aree del Polesine a bassa densità di popolazione, ci sono anche delle aree nelle grandi città e soprattutto nelle periferie che evidenziano delle situazioni rispetto alle quali comunque noi come sindacato di pensionati, come rappresentazione di tutto il mondo degli anziani, dobbiamo essere in grado di capire, di conoscere per intercettare i bisogni e poter fare l'azione. Per tempo, naturalmente. Ecco, abbiamo qui delle illustrazioni, delle slide che rappresentano la regione del Veneto divisa per territori. So che quando parliamo di ambiti territoriali speciali, che alcuni nostri telespettatori dicono cosa è sta roba, però in realtà, eccoli qua, sono significativi. Sì. Prego, dottore, ci illustri un attimo questa indagine, poi con la segretaria facciamo anche i commenti politici perché sono necessari. È il nuovo modo di immaginare il territorio del Veneto, diviso questa volta diciamo per sottoaree che non sono necessariamente la provincia, nel senso che appunto la provincia nella sua specificità ha bisogno a sua volta di essere divisa per avere dei valori omogenei e quindi poter immaginare il sociosanitario in maniera più articolata, in maniera più specifica, ed è per questo che ringrazio di nuovo l'FNP, nel senso che con loro ormai, sapete, abbiamo un rapporto abbastanza strutturato nel tempo e che ci ha permesso di partire inizialmente magari con dei dati di cui parlavamo del dato regionale, la media regionale, che è un dato importante, significativo, però non ci racconta tutto del nostro territorio. Ecco che allora magari si può parlare del dato provinciale, ma anche qui la provincia quanto è diversa al suo interno quando iniziamo ad analizzarla. Ed ecco che quindi quest'ultimo lavoro, insieme ad altri in realtà lavori, hanno iniziato ad analizzare il dato comunale. Attraverso il dato comunale che cosa possiamo fare? Possiamo iniziare a fare raggruppamenti per arrivare dopo, partendo dal singolo comune per somma, arrivare magari al dato provinciale, al dato regionale, ma anche al dato per ATS e quindi iniziare ad avere una visione più specifica di quello che è il nostro territorio e di quanto è differente. Segretaria, secondo lei è rilevante l'amministrazione del singolo comune
nel capire poi com'è la dislocazione della popolazione, cioè le politiche dei comuni hanno rilievo? Nella vita di tutti i giorni indubbiamente, perché si parte dal comune, è la prossimità, è l'azione politica e amministrativa più incisiva nei confronti dei diritti e delle tutele delle nostre persone. Per esempio, dopo ne parlerà Francesco, se io ragiono di una popolazione di comuni capoluogo molto abitati, comincio a ragionare sul tema della solitudine, sul tema del disagio, sul tema delle povertà non intercettate e quindi metto in atto un'azione che tenga conto della parte più di centro della città come delle periferie che spesso sono abbandonate a se stesse. Quando parlo di periferie parlo di mobilità sostenibile, quindi come possono muoversi anche gli anziani. Se ragiono sui piccoli comuni devo fare un ragionamento anche di desertificazione, vengono a chiudersi esercizi commerciali, si chiudono i negozi, non ci sono più le banche, non c'è più la posta, non c'è il medico di medicina generale e quindi si parte dal comune perché ogni comune ha l'obbligo di saper leggere il proprio contesto per poter attuare le politiche necessarie per far vivere bene la propria popolazione, ma soprattutto l'anziano, e a noi serve anche da stimolo perché nelle relazioni con il sindaco dobbiamo proporre le soluzioni, evidenziare le criticità, rappresentando i bisogni. Noi diciamo sempre che noi dobbiamo intercettare i bisogni per poter chiedere alle amministrazioni di intervenire e per rappresentare i bisogni bisogna conoscerli. Infatti bisogna conoscerli. Allora, innanzitutto conoscere come si raggruppa la popolazione nel Veneto. Anche qui avete fatto una bella indagine, anche molto interessante. Vabbè, giustamente come diceva anche la segretaria, si intuisce le zone montuose, la conformazione più attrattiva o meno attrattiva, però... Sì, assolutamente, nel senso che già da qui iniziamo a avere la visione dei 560 comuni, ci permette di vedere il Veneto e a primo acchito iniziare a vedere dove possono esserci possibili criticità. Nel senso che se noi guardiamo la cartina demografica, che magari può sembrare un dato anche per certi versi banali, nel senso, vedete, a mano che abbiamo i comuni che più si accendono di un blu scuro sono i comuni più popolosi. Ovviamente chi è che si accende? Si accendono i comuni capoluogo, su questo non ci stupisce più di tanto, ma guardate come da subito si vede come tutta l'area montana e premontana e la parte a sud del nostro territorio, come diceva prima la segretaria, sono molto meno popolati. E già qui il fatto di avere questa visione d'insieme, di vedere questo Veneto che al suo centro, dove ci sono i servizi, dove ci sono le opportunità lavorative, dove ci sono i grandi sistemi viari, dove poi tutto attorno si concentrano ovviamente in maniera coincidente anche le opportunità lavorative, inizia a darci un insieme, una visione d'insieme di quelle che sono aree di opportunità e aree invece che probabilmente dobbiamo iniziare a attenzionare. Attenzione, ecco allora, la popolazione anziana, anzi lo chiedo al ricercatore poi lo commentiamo, la popolazione anziana tende a concentrarsi, verrebbe da pensare, nelle aree più densamente popolate, quindi dove ci sono più servizi, dove tutto è più a portata di mano, possono esserci più medici a disposizione, invece che cosa viene fuori? Invece ovviamente dove ci sono più persone ci sono anche più anziani, nel senso che in valore assoluto si rispecchia la cartina di prima, però se noi li mettiamo in relazione il valore, il peso percentuale che questi hanno sul totale della popolazione, notiamo come ci sono dei territori, tra virgolette, più anziani, dove il peso delle persone anziane sul totale la cartina sarà balzata, praticamente lo vediamo. Esattamente. Cioè, le zone più montuose sono più persone. Ed è qui che inizia a essere interessante l'analisi e parlare di numeri, nel senso che attraverso i numeri e attraverso la cartografia appunto vediamo come le stesse aree di prima, di cui dicevamo essere poco popolate, sono anche quelle dove poi c'è una concentrazione di persone anziane, non in valore assoluto ma sul peso percentuale, più elevata. E qui c'è il problema, segretaria, perché se le persone anziane, come vediamo da questa cartina, si concentrano in aree con pochi servizi, difficili, con infrastrutture un po' così, che lasciano a desiderare, questi anziani non hanno una qualità di vita sociale, di assistenza, sociosanitaria, che si voglia, di altissimo livello, o no? Certamente che no.
ma a volte lo abbiamo più volte ripreso anche in altri momenti di incontro, e anche la paura che prende l'anziano che si trova in situazioni abitative così lontani da punti di riferimento rispetto ai servizi, perché è la paura di non avere supporto quando ce n'è bisogno. L'abbiamo sì, spesso, e questo abbiamo detto che è legato anche alla solitudine, è legato anche alle dipendenze, abbiamo ragionato su questo. E quindi credo che i comuni dovrebbero cominciare, e nella visione futura anche di ambito territoriale e sociale, di aggregarsi nel cercare di favorire uno spostamento dei più giovani verso aree meno popolate, magari cercando di mettere insieme condizioni di soluzioni abitative socialmente protette, perché no, abbiamo esperienze di questo tipo. Quindi se noi diamo all'anziano la percezione che comunque una rete vicina lontana, ma si può creare anche con l'aiuto di spostamento di insediamenti verso quelle aree lì, è chiaro che l'anziano può, insomma, rimanere più facilmente dove abita ed essere anche meno ansioso, meno preoccupato della propria situazione personale. Qua naturalmente sono ragionamenti che riguardano comuni medio piccoli, ma non i comuni micro, e lì nei comuni micro bisogna fare un ragionamento completamente diverso. Noi dobbiamo fare in modo che i giovani restino nei nostri paesi, restino nelle nostre realtà comunali. Troppi giovani se ne stanno, l'abbiamo già detto, se ne stanno andando dal Veneto, e quindi la grande azione anche dei nostri sindaci è di rendere più appetibile il rimanere nel proprio paese. Non penso che siano i 10 chilometri che spaventano, i 10-15 chilometri, ma se ci sono servizi, se c'è la possibilità anche di creare una rete sociale, io penso che i giovani rimangono e quegli anziani si sentirebbero più protetti e più accolti. Interpelliamo un giovane. Può essere così, però di fatto i giovani non hanno questa attrattività. Lo vediamo nel sud Italia, quello che è successo storicamente, la difficoltà a trattenerli è quasi invincibile. In Veneto sta succedendo lo stesso, perché parliamo di migrazione non soltanto da comune a comune, certo, ma da regione a regione. Ci sono regioni, certo, indubbiamente più attrattive, per non parlare poi dell'estero, che è un grande attrattore. Che cos'è che servirebbe? Perché io penso principalmente a lavoro e servizi. Beh, sicuramente il tema qui è cercare di mantenere anche persone sul territorio, o fare in modo che i territori tornino a essere attrattivi, come diceva appunto prima la segretaria, perché poi la situazione altrimenti è questa, cioè torno un attimo sul dato, nel senso che vedete come i dati a mano che li stiamo portando avanti ci stanno raccontando proprio sempre degli stessi territori che stanno andando in difficoltà. Ecco, qua cosa stiamo vedendo in particolar modo? Questa è la variazione dei singoli comuni, del numero di abitanti nei singoli comuni negli ultimi 20 anni, dal 2005 al 2025, e si accendono sempre gli stessi territori, cioè la parte montana, premontana, la parte a sud, in parte anche quella della costa veneziana. Ma che cos'è che ci racconta questa cartina? Quello che dicevamo prima, che se vengono meno i servizi, i giovani non resteranno sul territorio, tendenzialmente, anzi si stanno proprio concentrando, chi è che sta guadagnando nel nostro territorio? Quei comuni che stanno diventando sempre più grandi, quindi capite bene che l'unica possibilità che abbiamo è quello di fermare in qualche modo questo declino, perché altrimenti si autoreplica e diventa sempre più veloce. Adesso, al di là dei numeri, nel senso che in alcuni casi, vedete, ci sono comuni che hanno perso il 40% del totale degli abitanti, però per amor di statistica ricordiamo sempre che sono comuni molto piccoli, quindi a piccole variazioni in numero assoluto corrispondono. Ma quello che fa paura è come in tutte e tre le cartine che abbiamo visto fino adesso stiamo sempre accendendo il faro sugli stessi territori. Però per esempio Venezia ha perso di attrattività. Pur essendo con città metropolitana estremamente popolata, eccetera, però stanno cercando, anche come adesso rinnovo di amministrazione, di fare proposte per i giovani, ma non è attrattiva.
Beh, il Comune di Venezia magari in modo particolare è anche una particolarità, nel senso che essendo anche molto caratterizzato dal sistema turistico molto importante, quindi c'è il tema degli affitti, degli alloggi, esatto, è veramente un unicum all'interno del sistema. Diciamo che in linea di massima tutti quei territori che fanno fatica a essere seguiti da dei servizi, sono tagliati fuori dalle grandi vie di trasporto, di collegamento e quindi dalle possibilità lavorative eccetera, poi subiscono quello di cui stiamo parlando. D'altro canto, segretari, le persone non giovani hanno difficoltà anche a spostarsi, perché spostare un anziano, ma anche ho parlato più volte in più circostanze, perché noi quando terminiamo la trasmissione tante volte un pur parler si dice il co-housing, il trovare già mettersi, mentalizzare di andare a stare tutti vicini, uno vicino all'altro nella stessa abitazione, però se parli poi con i diretti interessati ti guardano con due occhi spalancati e non ci stanno. Sì, magari qualcuno posso ospitarlo a casa mia, però bisogna vedere che condizioni, questo non è ancora entrata come concetto. Quando parliamo di insediamenti abitativi socialmente protetti, perché il co-housing è una parola che spaventa, a volte non capiamo cosa significa, si intende anche, possono essere anche dei contesti abitativi di contrada, di vicinanza, condomini di vicinato, nel senso che abbiamo queste realtà in cui nei condomini decidono di mettere in atto queste modalità di abitazione. D'altra parte bisogna andare verso questo, noi stiamo facendo adesso una ricerca, un approfondimento su questo tema, sempre con i nostri due ricercatori, per fare una fotografia del Veneto e vedere se ci sono realtà, quali sono, come funzionano e quali possono essere eventualmente ulteriori percorsi che noi come sindacato possiamo suggerire. È difficoltoso, però bisogna provarci, perché altrimenti non c'è in questo momento una soluzione alternativa. Però prima ne parlavate, e c'è anche la questione del trasporto. Noi dobbiamo comunque batterci per una mobilità sostenibile. Cioè, quando in alcune realtà io organizzo il trasporto solo per i ragazzi che vanno a scuola, quindi al mattino per recarsi a scuola e al pomeriggio per il rientro, e mi dimentico che nel resto della giornata c'è una popolazione anziana che vorrebbe spostarsi, è chiaro che anche come comune e anche come rete nell'organizzazione dei trasporti a livello locale ometto di attenzionare una fascia della mia popolazione. C'è il trasporto sociale, ci sono molte associazioni di volontariato che in questo momento accompagnano i nostri anziani. Noi abbiamo l'Anteas che su questo fa un'azione importante in collaborazione con i comuni. Però bisognerebbe cominciare a ragionare anche di orari sulla mobilità che permettono agli anziani di spostarsi, di recarsi nel paese più grosso, magari di andare al mercato nel paese vicino e di avere un trasporto che ecco, come voi avete dialogo aperto da questo punto di vista, contro la contrattazione sociale famosa con i comuni? Sì, no, guardi che noi quando abbiamo i nostri rappresentanti che vanno agli incontri nei comuni a ragionare con gli assessorati di competenza o con i sindaci, sono questioni che noi poniamo, queste sono questioni che noi poniamo all'attenzione della relazione politica con l'amministrazione del posto, e la risposta è sempre che è una questione di risorse, però le risorse bisogna anche efficientarle e spenderle meglio, mettendosi anche insieme. Finché abbiamo comuni da 100 abitanti nella nostra realtà è un po' difficile fare anche un ragionamento di economie di scala, di la gestione insieme di servizi. Noi abbiamo anche questa realtà di piccoli comuni che sono delle piccole realtà in cui il bacino politico diventa più importante a volte dell'andare incontro agli interessi delle persone che vi abitano. E bisogna avere una visione e una dimensione diversa, tenere conto che la popolazione anziana over 65 è oggi il 25% della popolazione, che nei prossimi 10-15 anni arriverà al 35% della popolazione. Se noi continuiamo a ragionare come se questi numeri non ci fossero, i sindaci devono rendersi conto che penalizzano i loro cittadini, cioè devono prendere atto
cioè non possono continuare a nascondersi dentro carenza di risorse, ti metti insieme, crei un sistema integrato assieme ad altri comuni, voglio dire... Devi in qualche modo provvedere. No, devono cominciare a ragionare in una visione di prospettiva, perché se noi non prendiamo atto di quello che è l'andamento demografico, l'invecchiamento della popolazione, avremo sempre sulla coscienza il fatto di non essere stati in grado di tutelare i nostri anziani, e questa è una cosa molto grave. E detto questo, chiedo anche al dottore, che poi c'è anche un'altra analisi, voi fate anche la proiezione occupazionale che è strettamente legata a questo, perché se non ci sono giovani sul territorio, non ci sono prospettive occupazionali, le pensioni chi le paga? Già siamo messi al limite, no? Assolutamente sì. C'è un grande tema è non solo il lavoro ma anche il tipo di lavoro, nel senso che noi abbiamo bisogno di lavori strutturati nel tempo che ci permettano poi di avere anche dei redditi complessivi che ci permettano di vivere in maniera adeguata anche a fronte di un ultimo periodo in cui l'inflazione ha eroso buona parte del potere d'acquisto. Quindi il tema del lavoro diventa centrale. Dove c'è lavoro ci sono servizi, dove ci sono servizi le persone rimangono, lo diceva molto bene prima la segretaria. Non si può immaginare un territorio senza tutti questi elementi insieme, ne basta anche uno solo in meno e tutto il sistema inizia a scricchiolare. Lo vediamo bene sulla provincia di Belluno, dove abbiamo calcolato il tasso di occupazione. Vedete, Belluno ha quelle caratteristiche di cui dicevamo prima, cioè si sta spopolando, ha dei pesi percentuali di persone anziane molto elevate, ma tutto sommato, soprattutto nella parte sud, quella più caratterizzata da un fronte industriale importante, il tasso di occupazione c'è. Ma se mancano poi i servizi, tra cui sicuramente sono fondamentali i servizi per gli anziani, comunque le persone iniziano a spostarsi. Questo è un grossissimo problema, tra l'altro, perché non è che è come un gatto che si mangia la coda, c'è poco da fare, non c'è l'attrattività e tutto. Per quanto riguarda le prospettive immediate, voi avete fatto anche un'analisi di prospettiva in breve, che cosa ne emerge? Beh, il tema sempre ci ricolleghiamo sempre sulla parte dei pensionati, nel senso che a breve termine quello che stiamo vedendo... Chi cercherà lavoro sostanzialmente. Sì, esatto, che poi era un po' forse la chiave innovativa di questo lavoro, cioè non parlare solo del tema dei pensionati ma iniziare a ragionare da prima, cioè iniziamo a ragionare dei servizi, diamo i servizi ai ragazzi giovani per lo spostamento, non possiamo non pensare che ci sono anche i pensionati che si devono spostare. Vogliamo parlare di lavoro? Dobbiamo parlare di lavoro nell'ottica di sapere che se non abbiamo un lavoro oggi dignitoso non avremo una pensione poi in futuro dignitosa, e se non ho una pensione non posso accedere a determinati servizi. Infatti, ma anche qui è chiaro la distinzione di un Veneto a due marce, anche in questa proiezione? Sì, c'è un Veneto a due marce, ma c'è un Veneto in cui, nonostante molte azioni che vengono messe in atto, noi ci rendiamo conto che il lavoro povero, il lavoro dignitoso, il lavoro precario comunque è una realtà che i nostri giovani quotidianamente vivono, giovani e non solo giovani. Era per quello che eravamo anche in piazza a Marghera l'1 maggio, perché bisogna dare valore professionale, valore anche economico ai giovani, perché se hanno la possibilità restano dove sono e quindi bisogna in qualche maniera continuare ad insistere e a lavorare perché ci sia una valorizzazione economica ma anche professionale, ma anche di tempo di vita dei nostri giovani e non solo, perché se rimangono nel territorio è il ragionamento che facevamo prima. Se rimangono nel territorio, creano il contesto sociale, quello che permette a tutta la comunità di vivere in un contesto più sereno, un contesto più agiato, e su questo dobbiamo continuare a fare una forte pressione come sindacato. La CISL su questo sta investendo molto, quindi noi continueremo
a chiedere la valorizzazione del lavoro dei giovani per evitare che i futuri pensionati siano anche pensionati poveri. Ma in questo caso qui, a parte un discorso di detassazione, della maggior detassazione della retribuzione, perché ovviamente la tassazione è molto alta, però dall'altro lato c'è lo Stato che dice incasso meno soldi, se già adesso togliere un po' di accise, quindi mancato guadagno, tragedia delle tragedie, immaginate, vabbè. Però sono le aziende che dovrebbero fare delle considerazioni, cioè, quindi perché non è che tutti sono dipendenti pubblici eccetera, cioè, c'è una buona percentuale, ma e la contrattazione di secondo livello nella nostra regione, l'avete analizzato anche voi, langue. Cioè da lasciare tutto alla contrattazione di secondo livello, dove ci sono piccole e medie imprese, vuol dire una battaglia persa, insomma, a questo punto. Ma l'ambito territoriale e sociale, quello che in prospettiva dovrebbe anche dal punto di vista di gestione del tema del lavoro, perché è una delle competenze dei futuri ambiti, lavorando anche in sinergia con le aziende del territorio, possono mettere insieme progetti, noi li chiamiamo welfare territoriali, quindi c'è un welfare aziendale, c'è ogni azienda propone dei benefit che sono... E se non li propone? E i territori, perché non li... No, ma se c'è una spinta forte, se c'è anche un cambiamento di approccio culturale, si arriverà anche a questo. È fatica nel Veneto, perché ricordiamo sempre il Veneto era quello dei piccoli comuni, dei piccoli campi. Cioè, rispetto all'Emilia Romagna, per esempio, non dico la Lombardia, è un cambio culturale, e nel Veneto perché 56.000 giovani negli ultimi, come dice CNEL, dal 2011 se ne sono andati anche in altre regioni, perché addirittura gli extracomunitari, gli immigrati si spostano in altre regioni a noi vicine. Significa che qua anche da un punto di vista imprenditoriale, con la spinta anche del ruolo della regione, Stefani su questo, insomma, impegni ne ha presi, ma anche delle singole realtà del comune, perché il sindaco può essere in qualche maniera promotore di accordi territoriali sugli asili nido, su alcuni tipi di servizi. Bisogna uscire dalla dinamica un po' di gestione dell'amministrazione locale secondo standard, io ripeto, ormai superati. Assolutamente, quindi un ruolo ce l'avrebbero anche gli imprenditori che devono in qualche modo... Sicuramente in primis gli imprenditori, ma io quando parlo da stimolo è dell'amministratore locale, che sia comunale che sia regionale, nei confronti dell'imprenditore, nei confronti di chi gestisce la gestione produttiva e l'azienda del territorio. Bisogna spingere perché purtroppo noi siamo in proiezione, non si vede in un contesto ancora che fa fatica. E infatti voi avete analizzato le retribuzioni nelle dichiarazioni dei redditi povere, e ce ne sono tante. Sì, diciamo che come sempre più che il valore assoluto è proprio la distribuzione che ci ha C'è anche una slide, impressionata. l'ultima se non sbaglio, che è quella che se poi iniziamo a mettere insieme tutto quello che abbiamo visto, tutte le cartine che abbiamo visto, vediamo proprio come tornino tutti i temi di cui abbiamo visto, e li vediamo distribuiti sul nostro territorio a proposito di questo Veneto a 2 velocità. Su questo la parte interessante è ovviamente che è stato un percorso, quindi se volessimo proprio riassumere, abbiamo alcuni territori poco abitati dove il peso delle persone anziane è molto alto, si stanno svuotando molto velocemente, perché 20 anni da un punto di vista demografico è un attimo, e sono poi quei territori che tendenzialmente hanno discontinuità in alcune tipologie di lavori e quindi poi redditi bassi, e quindi tutto quello che ne consegue anche per le pensioni. Assolutamente, e tra l'altro teniamo conto, quest'ultima battuta, sempre meno giovani, ma anche sempre meno famiglie che fanno bambini, per cui in proiezione, a parte quelli che vanno via, c'è anche questo aspetto qui, quindi nonni soli, volevo arrivare a dire. Tutto aiuta e tutto favorisce, quindi nelle realtà dell'azione politica di ogni comune deve esserci un'attenzione di più ai servizi, alle famiglie, ai servizi anche vicini a dove si abita. Credo che mi sembra di percepire che c'è un po' un'inversione di tendenza, e mi auguro
Però insomma le famiglie giovani se hanno comunque redditi sicuri poi con più facilità favoriscono anche l'aggregazione certo. e l'accompletamento con i figli, però devono avere garanzia economica, garanzia abitativa, quindi le politiche abitative un altro sono capitolo. fondamentali. Lavorare tutti e due, perché e avere un supporto familiare, questo quindi è un dato che emerge chiaramente. La stabilità economica è il primo fattore che può portare alla propensione a fare figli, quindi questo è un dato che è emerso più di una volta anche in altre nostre analisi. Segretaria, il tempo è volato, l'indagine è estremamente interessante, avete visto telespettatori, vi invito anche a rivedere la puntata poi su YouTube e sul web. Grazie dottore di aver condotto questa ricerca e anche poi le prossime che farete insieme con l'FNP, perché l'abitare solidale. Esatto, sull'abitare solidale sarà estremamente interessante, lo analizzeremo insieme, quindi grazie al dottor Francesco Peron e al dottor Stefano Dal Pra Caputo che ha partecipato a questa ricerca, grazie all'FNP CISL, alla segretaria Tina Cupani che è venuta con occhio critico ad indagare, a farci comprendere certe dinamiche che ci stanno sotto gli occhi, nelle quali viviamo, ma che forse a volte diamo per scontate e non pensiamo in proiezione futura che cosa bisognerebbe fare. Questo è il ruolo del sindacato che è presente sempre sul territorio. Detto questo io vi ringrazio di averci seguito, grazie ai nostri ospiti, buon proseguimento, buona serata, a presto.